in area di rigore del Cottini per cercare il pareggio. De Dominicis, il colpo di testa di Mariani, ancora in qualche modo Pincinelli che ci arriva. Mirante già lo batte a sorpresa, va verso Mariani che non riesce però a coordinarsi per il tiro. Deve allora provare la Lazio ad agguantare il pareggio. Pallone allargato per Amici, subito il cross in mezzo e eccola la rete della Lazio quasi alla fine del primo tempo. Questa volta Daniele Mariani non sbaglia, è il pareggio della Lazio. Cerca poi Mariani in avanti, che riesce a conquistare il pallone per il tiro tentato da Matteo De Dominicis di poco. Ancora per Palmieri, il cross verso l'area di rigore, una deviazione, poi c'è Mariani che si gira in un fazzoletto ed è Mariani che realizza il 3-3 della Lazio. In 2 minuti la Lazio riapre la partita, conquista il pareggio ed è il 10° gol in campionato di Mariani. Gimelli per Mariani, buona la sponda, ancora la conclusione di De Dominicis, ancora di poco fuori. Vantaggio Palmieri, Amici tenta la conclusione e ci arriva ancora una volta Daniele Mariani. Sono 11 in campionato, è tripletta per lui, ma soprattutto è il 4-3 della Lazio.